Gentili amiche e amici alla Visione all'Ascolto, prima puntata del nuovo format Si gesta informa, capire, conoscere e prevenire, legato a tutto quello che ruota all'interno del mondo della sicurezza. Per cominciare ci siamo recati con la nostra telecamera al cantiere della futura rotatoria di Viale Venezia a Udine. Quale occasione migliore per conoscere nei dettagli come opera Si gesta. Allora Alessandro, ci vuoi raccontare come inizia? Diciamo che iniziamo questa serie di puntate, questa serie di trasmissioni, parlando di cantiere. Cosa volevamo parlare? Volevamo andare a parlare delle varie fasi del cantiere. Quali sono queste varie fasi? Innanzitutto si parte con la preparazione del cantiere, che è quella di allestimento del cantiere. In questa fase infatti stiamo allestendo un cantiere. Questo è primo cantiere che ripartirà dopo l'emergenza coronavirus e partiamo appunto con un allestimento. Vediamo, stiamo preparando la recinzione ed è una delle cose più importanti da fare quando si inizia il cantiere. Preparazione del recinto, preparazione delle baracche di cantiere, preparazione dei servizi igienici, viabilità. Qui parliamo di viabilità. Ed è uno dei lavori che andremo a fare, andremo a modificare la viabilità, però questo è un cantiere su strada. Esistono altri tipi di cantieri che sono i cantieri classici, dove dobbiamo andare comunque, cantieri classici, cantieri anche piccoli della casetta, comunque devono andare a garantire la viabilità interna. Quello che si va a fare all'inizio è appunto questo di preparazione. Per allestire secondo le norme vigenti un cantiere come quello in corso, l'iter burocratico cosa prevede? Prevede innanzitutto una preparazione delle fasi di cantiere, quindi andiamo a definire quali sono le varie fasi. Dopo definito le varie fasi di cantiere andremo a chiedere l'autorizzazione alle vari enti proprietari delle strade, in questo caso il comune, andremo a chiedere la possibilità o meno di restringimenti o di chiusure stradali. Se il progetto che abbiamo fatto va bene, il comune rilascerà un'ordinanza con la chiusura o la limitazione del traffico. Ricordiamo che il tratto stradale dal 1988 è stato declassato da strada statale ad arteria comunale. Ci sono differenze di rapporti tra gli enti proprietari e o concessionari? Vari passaggi burocratici e lasciamo stare la parte progettuale, dove c'è uno studio che si sta occupando di questo. Io mi occupo della parte sicurezza. Da un punto di vista sicurezza posso dire che c'è stato un progetto preliminare sulla sicurezza e un progetto esecutivo della sicurezza, dove andiamo appunto a definire quali sono le varie fasi. Il problema di questo tipo di cantiere, che è il cantiere stradale, è quello delle interferenze con la viabilità comunque esistente. E il lavoro di per sé è un lavoro di urbanizzazione che non presenta rischi particolari tranne quelli classici del cantiere. Il problema grosso nel cantiere stradale è appunto l'interferenza con le altre attività, altre macchine, e appunto c'è un progetto definitivo dopo. È stato fatto un progetto sulla sicurezza, un progetto per definire queste varie interferenze. Quali sono le domande frequenti che emergono all'avvio di un cantiere? In friulano dicono c'è veso di fa. Ma nel mio settore più che altro le domande che fanno è se viene chiusa o meno una strada o se viene deviato il traffico o no. Questo perché? Perché comunque fare un lavoro stradale vuol dire andare a creare dei disagi nei residenti. Sono dei disagi limitati perché chiaramente sono riferiti al tempo di realizzazione del cantiere, però comunque sono dei disagi. Questo è un'attività che viene fatta propedeutica alla realizzazione del cantiere, però comunque anche dopo. Mi è capitato in diversi cantieri stradali di trovare delle persone che attraversavano comunque un cantiere anche se recintato, perché loro erano abituati a passare da quella parte per andare nell'abitazione. Quindi una cosa che devo dire: se vedete un recinto non attraversatelo per due motivi: uno, perché potrebbero esserci dei rischi a cui voi non siete abituati; due, perché comunque in caso di infortunio mettete nei problemi sia voi stessi che comunque chi gestisce quel cantiere e chi ci sta lavorando. La figura del responsabile della sicurezza, una volta che questo riceve le chiavi? Per poter lavorare è una procedura che è la classica procedura per tutti i tipi di cantieri, quindi io fornisco i miei documenti, il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale fornisce il proprio documento, quindi il piano sicurezza e coordinamento, l'impresa lo valuta
lo valuta e fornisce il suo documento, che è un piano operativo per la sicurezza, si chiama POS. Una volta che l'ha fornito, io, coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, devo verificarlo. Verifico se è congruo al mio piano sicurezza, se ha tutti i documenti richiesti dalla vigente normativa, se è completo posso dare l'ok all'entrata in cantiere. Una volta che l'impresa opera in cantiere, il compito del coordinatore per la sicurezza è quello di vigilare che quanto c'è scritto nel piano sicurezza e nel piano operativo sia rispettato. E devo comunque comunicare il rispetto o meno, almeno periodicamente, al committente e anche al responsabile dei lavori. Come si diventa responsabile della sicurezza? E per poter fare il coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva è necessario aver fatto un corso di formazione, un corso da 120 ore, e viene organizzato dagli enti normalmente, può essere gli ordini professionali o albi professionali, e poi deve essere ripetuto ogni 5 anni l'aggiornamento di 40 ore. Per poi, diciamo così, per poi poter lavorare. La scelta del personale da delegare poi operativamente sul cantiere, come avviene? Ma diciamo che il cantiere, fondamentalmente le imprese che lavorano in cantiere sono scelte dalla committenza, quindi è la committente che decide chi è che lavora o meno in cantiere, così come la nomina del coordinatore per la sicurezza, è sempre il committente che sceglie queste varie figure. Poi tutte queste figure rispondono comunque al committente. E il coordinatore deve controllare che queste imprese scelte abbiano i requisiti per poter operare e comunque operino in sicurezza in cantiere. Queste le due discriminanti. Comunque è sempre il committente che le sceglie. Alessandro, per concludere questa puntata cosa dobbiamo aggiungere? Io per concludere aggiungo che in questa fase, o meglio, per iniziare un cantiere è importante soprattutto scegliere bene le figure che dovranno operare, quindi scegliere un coordinatore di cui si conosce la storia, scegliere un'impresa di cui si conosce la storia e con cui si può discutere, scegliere un'impresa di cui conosciamo la capacità tecnica per poter fare quel tipo di opera, perché poi il cantiere deve essere gestito alla meglio senza infortuni. Non dimentichiamoci che è l'infortunio che dobbiamo andare a eliminare, non la parte burocratica. La parte burocratica serve per dimostrare il rispetto di certe normative, ma non interessa che non ci si faccia male in cantiere. Quindi la scelta delle persone è fondamentale. Siamo all'inizio del cantiere, quindi nella fase propedeutica a iniziare il cantiere, stiamo preparando il cantiere, ma la fase ancora prima è quella della scelta delle persone. Se io un consiglio che posso dare: scegliete queste persone conoscendo quello che hanno fatto e quello che stanno facendo.